Sequestro preventivo per i supermercati R7 Sisa, accuse di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio, disposto dal GIP Giuseppe Zampino del Tribunale di Agrigento. A Palermo le fiamme gialle seguono 2 misure cautelari in carcere, sequestrando beni per 1,5 milioni di euro. Dura presa di posizione della DC agrigentina verso gli amministratori. Sulla Villa del Sole verrà gestita da un privato? Chiese le dimissioni del sindaco. Il comitato di quartiere di Fontanelle insieme ha chiesto un incontro urgente con il prefetto romano per la crisi idrica che affligge la popolazione del luogo, lasciando circa 12.000 famiglie senza acqua. Si è conclusa positivamente la sagra della pesca di Bivona IGP che si è svolta nel fine settimana, presente anche il sindaco francese Vincent Bonny di Rive de Gier, gemellato con Bivona. Ottimo il riscontro nel triangolare giocato con le squadre del Vittoria Falco da parte dell'Agragas. Rino Lo Giudice nominato dirigente e delegato del brand manager del club. Allenamento congiunto del Cassum Favara contro il Gemini terminato per 4-0 per i padroni di casa. Buongiorno, benvenuti con il nuovo appuntamento del nostro telegiornale. Sequestro preventivo per i supermercati R7 Sisa, accuse di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio per la famiglia Longi, disposti dal GIP del Tribunale di Agrigento Giuseppe Zampino. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento Giuseppe Zampino ha disposto il sequestro preventivo dei supermercati R7 Sisa, del capitale sociale e delle merci in magazzino riconducibili alla società Quadrifoglio, siti in Agrigento. L'operazione condotta dalla Procura riguarda beni e risorse per un valore complessivo di oltre 4 milioni di euro, che secondo l'accusa sarebbero stati fatti sparire da un'azienda in vista di un fallimento pilotato e trasferiti a un'altra società costituita ad hoc, compressa a nome per continuare l'attività senza dover affrontare i debiti preesistenti. L'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza accusa la famiglia Longi di aver svuotato la vecchia società, denominata Alca, secondo il classico schema della bancarotta fraudolenta, per riprendere il controllo dei punti vendita attraverso la creazione di una nuova società denominata Quadrifoglio SRL. Giovanni Alongi di 86 anni e il suo figlio Carmelo Elo di 53, Giuseppe Laura di 48 sono tra gli indagati insieme a Vincenza Cipolla, 77 anni, moglie e madre dei tre. A tutti è contestato il reato di autoriciclaggio per aver fatto sparire tra il 2018 e il 2019 ben 4 milioni di euro della vecchia società destinata al fallimento reinvestendoli in quella nuova. La Procura aveva chiesto anche il sequestro dei beni personali e l'applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per i membri della famiglia Longi, richiesta che è stata però rigettata dal giudice ritenendo non più attuali le esigenze cautelari. Tuttavia i punti vendita sarebbero stati dirottati alla Sisa Group, amministrata dal palermitano Giovanni Sammaritano, anch'egli indagato. Il team di difesa degli indagati, composto dagli avvocati Posante, Gaziano e Biondo, hanno annunciato l'intenzione di impugnare l'ordinanza al Tribunale dell'esame. Allo stesso modo i pubblici ministeri potrebbero decidere di appellarsi contro la decisione del giudice di non disporre gli arresti domiciliari per i membri della famiglia Longi. E la Guardia di Finanza di Palermo, nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata e all'inquinamento dell'economia legale, ha eseguito 2 misure cautelari in carcere e sequestrato beni per 1,5 milioni di euro. Il servizio. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali con cui il GIP presso il Tribunale di Palermo, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto la custodia in carcere per 2 soggetti e il sequestro di oltre 1,5 milioni di euro. La DIA contestualmente ha delegato lo svolgimento di perquisizioni presso le abitazioni e gli altri luoghi nella disponibilità degli indagati, 6 in tutto, nei cui confronti si procede a vario titolo per reati di concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione aggravata del metodo mafioso,
trasferimento fraudolento di valori e bancarotta fraudolenta. Le indagini condotte dal nucleo di polizia finanziaria di Palermo si sono concentrate sulla figura di uno storico appartenente alla famiglia mafiosa di Partanna Mondello, esponente di spicco del mandamento di San Lorenzo, Michele Michalizzi. In tale contesto sono stati delineati rapporti di affari tra quest'ultimo e il gestore di una società titolare di un noto brand di pasticcerie e gelaterie, Briochà, Mario Macaluso. In particolare è emerso che il predetto uomo d'onore avrebbe esercitato un pervasivo potere di controllo sull'attività commerciale, intervenendo in prima persona sia nella scelta del personale da assumere, delle strategie da perseguire a livello aziendale, in tutto in virtù di un profondo legame fiduciario, cui anche l'imprenditore avrebbe tratto significativi benefici economici consistiti nella possibilità di espandere sul territorio la propria rete commerciale anche attraverso la costituzione di nuove imprese, in conseguenza della dichiarazione di fallimento intervenuta nel lontano 2021. L'esigenza di tale legame sembrerebbe confermata dal fatto che l'uomo d'onore in più occasioni si sarebbe prodigato per risolvere questioni private dello stesso, ricerca di fonti di finanziamento, nuovi locali per l'apertura di punti vendita, e garantirgli nel contempo la protezione rispetto a richieste estorsive avanzate da altri esponenti mafiosi. L'operatività delle gelaterie sarebbe stata fortemente condizionata dalla necessità di assicurare continui utili al sodalizio mafioso, destinato tra l'altro al sostentamento dei detenuti e dei loro familiari. Queste condotte avrebbero inciso notevolmente sulla situazione finanziaria della ditta fallita, in ordine alla quale sono state altresì riscontrate fuoriuscite di denaro prive di giustificazione per un importo complessivo di euro 1.511.000 euro. L'odierna operazione testimonia l'impegno della Guardia di Finanza al contrasto di ogni possibile tentativo di infiltrazione mafiosa nel tessuto economico-produttivo, nell'ottica di garantire al mercato le necessarie condizioni di legalità e competitività. Vediamo ora questa forte presa di posizione da parte della DC Agrigentina sulla Villa del Sole. Scommettiamo che verrà gestita da un privato il servizio. La Democrazia Cristiana di Agrigento interviene così in merito alla Villa del Sole, affermando nel suo comunicato: scommettiamo che la stessa sarà gestita da un privato. Se l'assessore Principato tiene chiusi palestra distrettuale e parcheggio di piazza Ugo La Malfa in attesa di affidarli all'esterno, perché dichiara candidamente in Consiglio Comunale che il Comune non ha personale per gestirli? Perché Villa del Sole dovrebbe avere un destino diverso? Quest'opera non doveva nascere, il finanziamento da 2.100.000 euro nasceva per l'edilizia sociale nella zona del villaggio Mosè. Il sindaco Miccichè e l'assessore Principato hanno così deciso di distruggere un'area destinata a verde pubblico come reazione al sacco di Agrigento e di sottrarre 2.100.000 euro destinati all'edilizia sociale per realizzare una struttura leggera da completarsi entro il dicembre del 2023. E poi il miracolo, la struttura leggera diventa di cemento armato, siamo ad agosto del 2024 e ancora i lavori non sono terminati. La Regione destina ulteriori 600.000 euro per poter coprire la vergogna e comprare l'essence arboree. Così il totale del sacco è di 2.700.000 euro per un'opera che verrà verosimilmente affidata a un privato. Con la riconferma dell'assessore Principato, il sindaco Miccichè ha voluto così chiaramente dire alla città che la Villa del Sole è l'emblema della sua visione. Meno green e più cemento, il cemento che distrugge il verde pubblico è il messaggio che deve mandare una città capitale della cultura. Forse il sindaco dovrebbe dimettersi, abbattere l'opera, chiedere scusa al Ministero, rimettere il titolo di capitale della cultura. La sua amministrazione non è degna. Questa è la forte presa di posizione che arriva stamani da parte della Democrazia Cristiana di Agrigento sulla Villa del Sole. Il comitato di quartiere Fontanella Insieme ha richiesto un incontro urgente con il prefetto di Agrigento per affrontare la grave crisi idrica che affligge il quartiere.
da oltre 35 giorni, lasciando più di 12.000 abitanti senza acqua. Fontanelle, nonostante la sua densità abitativa, è stata duramente colpita, con un'erogazione dell'acqua quasi inesistente, mentre altre zone della città continuano a ricevere una fornitura seppur ridotta. La situazione è particolarmente critica per le persone anziane, per i disabili e per le attività produttive che rischiano di essere paralizzate. Il comunicato e la lettera al prefetto denunciano l'inefficienza delle istituzioni locali di AICA nell'affrontare l'emergenza, richiedono interventi immediati per garantire una distribuzione equa e regolare dell'acqua a Fontanelle. E sempre sulla crisi idrica interviene Legambiente, affermando come l'attuale gestione AICA delle autobotti si presta ad arbitrio, clientelismo e favoritismo. Chiediamo che venga governata in maniera seria ed equa, con particolare attenzione verso le fasce socio-economiche più deboli, gli anziani e i disabili. Il presidente di Legambiente, Daniele Gucciardo, dichiara: Legambiente Agrigento apprezza e rilancia l'appello pubblico della consulta delle associazioni di AICA, che pone l'accento sulle difficoltà di accesso all'acqua potabile, con riferimento particolare alle persone più fragili e bisognose, a partire da quelle anziane con disabilità. Abbiamo la sensazione già da tempo che si stia realizzando una gestione politica del servizio sostitutivo tramite le autobotti. Questa sensazione sembra essere confermata da una fonte molto attendibile che ci riferisce che oggi, intorno a mezzogiorno, presso il porticciolo di San Leone, un mezzo di AICA, sebbene senza contrassegni del gestore, ha rifornito la riserva idrica di un pontile galleggiante. Continua Gucciardo: sarebbe molto grave e inaudito se confermato il fatto il soggetto imprenditoriale che gestisce detto pontile sia direttamente riconducibile al presidente di AICA, dottor Cantone, come si è appreso durante la stessa giornata dai social network. Un operaio di 51 anni di Palma di Montechiaro è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato sorpreso in possesso di un fucile calibro 12 con matricola Brasa e una cartuccia inserita. L'uomo si trovava all'interno di un impianto fotovoltaico incontrato a Narbona quando i militari, insospettiti da movimenti anomali, sono intervenuti per un controllo. Il 51enne non ha saputo fornire alcuna giustificazione per il possesso dell'arma. Il pubblico ministero di turno ha disposto gli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Le accuse mosse nei suoi confronti includono la detenzione illegale di armi e di ricettazione. È stato proprio un vero miracolo che ha salvato la vita a 5 persone, componenti di un nucleo familiare, che hanno pensato di trascorrere una giornata al mare piazzando l'ombrellone sotto il cossone di Zingarello. Ieri mattina il cossone è crollato, travolgendo e schiacciato tutto ciò che era presente davanti, compreso l'ombrellone. Delle 5 persone, tutte agrigentine residenti in zona, che solo pochi attimi prima si erano spostati verso il mare per fare il bagno. Lanciato l'allarme, gli stessi bagnanti sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco e le 2 ambulanze. 2 delle 5 persone sono state visitate dai medici e tutti comunque stanno bene. E un 60enne residente all'estero è tornato a Siculiana, nella contrada Palombara, solo per scoprire con sgomento che parte del suo vigneto era stato devastato. Circa 50 le piante di vite destinate alla produzione da uva da mosto sono state tagliate, lasciando la proprietaria senza parole e senza alcuna spiegazione plausibile. Il danno è stato scoperto al suo ritorno a distanza di 1 anno dalla sua ultima visita alla proprietà di Siculiana. L'identità degli autori di quest'atto vandalico rimane sconosciuta, così come il momento esatto in cui è avvenuto. La donna ha sporto denuncia presso la stazione dei carabinieri di Siculiana, avviando così un'indagine per risalire ai responsabili del danneggiamento. Il valore economico del danno non è stato ancora quantificato, ma l'atto vandalico ha lasciato la proprietaria con un senso di inquietudine e di incertezza.
Il carcere come mobilitazione, rieducazione e recupero. A pochi giorni dall'approvazione del decreto carceri, l'europarlamentare Caterina Chinnici ha fatto visita all'Istituto Penale per i minorenni Malaspina di Palermo, la corrispondenza da Palermo. Oggi ho voluto fare una visita alle strutture minorili di Palermo, al carcere, l'Istituto Malaspina, ma anche un saluto ai miei colleghi della Procura, il procuratore per i minori, il presidente del Tribunale per i minori, tornando in un luogo che io conosco bene, avendo svolto anche la funzione di procuratore per i minorenni a Caltanissetta. Ho trovato ancora una volta una bellissima realtà nella quale c'è cura, c'è attenzione ai minori, al loro percorso di recupero, al loro percorso di reinserimento nella società. L'istituto è molto bello, ha una serie di strutture al suo interno, dal teatro a diversi luoghi di formazione professionale, c'è una bellissima piscina riservata solo ai ragazzi. È veramente un istituto, è veramente una realtà di eccellenza nella quale davvero quel lavoro che si affianca alla detenzione e che è il lavoro proprio di indirizzare i minori verso un percorso di recupero e di reinserimento nella società viene fatto con molta attenzione da parte della magistratura, da parte della polizia penitenziaria, da parte di tutte le figure professionali che operano all'interno degli istituti minorili, degli istituti di detenzione minorile, è di fondamentale importanza per garantire che la pena abbia per i minori quella funzione di rieducazione che è prevista proprio dalla nostra Costituzione. La mia visita all'Istituto Penale per i minorenni di Palermo e alle strutture che compongono tutto il centro dedicato alla giustizia minorile nasce anche dall'idea di portare a livello europeo non soltanto l'esperienza ma anche un contributo volto a migliorare anche a livello europeo la legislazione che riguarda i minori. Nel 2018 io sono stata il relatore della prima direttiva sulla tutela dei minori indagati e imputati nel processo penale. Ho lavorato ovviamente a tanti altri aspetti della tutela minorile e adesso, grazie anche al contributo degli incontri che ho voluto fare anche con il procuratore per i minori, il presidente del Tribunale per i minori, io voglio portare in ambito europeo, nella legislazione europea, ulteriori norme a tutela dei minori, per esempio i minori online o per esempio il tema oggi particolarmente avvertito della violenza sui minori e fra i minori, in modo da costruire una legislazione che a livello europeo sia in grado di affrontare queste tematiche. E si è conclusa positivamente con un gran riscontro di pubblico la sagra della pesca di Bivona IGP. Anche il sindaco presente di Rive-de-Gier in Francia, Vincent Bonny. Noi abbiamo seguito l'evento. Sindaco, al via la 37esima edizione della sagra della pesca di Bivona IGP. È un momento particolare per tutta l'economia di Bivona e del comprensorio? Assolutamente sì, è un momento importante, noi ogni anno lo aspettiamo con grande trepidazione, quest'anno abbiamo avuto anche un contributo importante da parte della Regione, quindi abbiamo fatto un programma e un calendario ricco di tanti eventi, sia oggi sabato ma soprattutto domenica. Ci saranno tante degustazioni fatte dall'Istituto Alberghiero, il Salone del Gusto fatto dal Magasè e molte degustazioni anche gratuite di pesche col vino e con altro. Tanti sono gli spettacoli folcloristici, cabaret e anche artisti di caratura nazionale che chiuderanno poi la manifestazione domenica sera. E devo dire sono contento perché quest'anno era partito con grandi difficoltà per quanto riguarda l'agricoltura, in un momento difficile per la Sicilia, per la provincia di Agrigento, dove c'è una grande siccità che sta creando veramente tantissimi problemi, specialmente nella nostra provincia. Fortunatamente grazie anche alle pressioni che abbiamo fatto con i produttori, con i sindaci, siamo riusciti, grazie anche alla Regione che in un primo momento ci è venuto poi incontro e ora stiamo cercando di attivare un'altra
autorizzazione al prelevo dell'acqua sulla diga Castello per completare quella che è la produzione, e questa è la battaglia che stiamo facendo con i sindaci, ripeto, in un momento difficile, però in questi 2 giorni noi ci dobbiamo godere questi bei momenti e soprattutto abbiamo la voglia di far degustare la nostra eccellenza, la prelibata pesca IGP di Bivona in tanti modi diversi, e invito tutti a venire a Bivona domani nella giornata di domenica, che è la giornata più ricca di manifestazioni, quindi sicuramente potranno apprezzare la pesca in tantissimi modi. Ecco, una pesca particolare per le sue qualità organolettiche, considerando che è anche IGP. Assolutamente sì, noi abbiamo avuto il marchio IGP proprio per questo, perché ha delle proprietà organolettiche ben precise. Non esiste al mondo un'altra pesca che abbia il profumo, la consistenza come la nostra pesca. Sono diverse le varietà che si fanno nel corso dei mesi tra giugno e fine settembre. Devo dire che ogni varietà della pesca IGP e della pesca Bivona IGP ha una particolarità diciamo, migliore delle altre. Un mercato internazionale oltre che nazionale che si espande anno dopo anno? Assolutamente sì, ormai da diversi anni la pesca Bivona IGP entra nella grande distribuzione e quindi c'è anche un riscontro in termini anche di prezzo rispetto a prima, e questo diciamo, è una cosa positiva per quanto riguarda i nostri agricoltori. Oggi abbiamo con noi il sindaco di Riva dei Ge, che è paese gemellato con la nostra Unione dei Comuni, e abbiamo il piacere di averlo ospite in queste giornate di sagra assieme agli altri sindaci. C'è un bel rapporto diciamo, tra le comunità, tra le istituzioni, e speriamo di avviare anche dei rapporti interessanti dal punto di vista commerciale. Ecco, il comparto agricolo è importante anche verso i giovani, che tipo di risposta c'è qui a Bivona? Allora, le ultime 2 edizioni della Sagra della Pesca sono proprio state intitolate Il futuro della tradizione, ed è questo l'auspicio che abbiamo, quello di trasmettere il grande lavoro che hanno fatto i nostri nonni, i nostri padri ai nostri figli, perché questa eccellenza non si può perdere. Tanti giovani si avvicinano sempre più a questa coltivazione della pesca, e di questo io ne sono felice. Sindaco, il prelievo di 800.000 metri cubi di acqua per irrigare gli aranceti e le pesche di Bivona è stata l'ultima decisione presa alla cabina di regia, no? Assolutamente sì, noi veramente ci aspettavamo che da parte del Castello invece di 400.000 metri cubi arrivassero un'autorizzazione di 800.000 o 1 milione, perché ci sono le condizioni sia per mettere in sicurezza l'acqua dell'uso domestico, del potabile, per quanto riguarda i fabbisogni dei comuni che sono sotto AICA, sia per quanto riguarda le irrigazioni, perché se non si fanno le irrigazioni immediate entro il mese d'agosto si perderanno parte della produzione sia degli agrumeti che delle pesche. Ecco, come trova a Bivona questo gemellaggio con questo frutto prelibato che sono appunto le pesche? La ville de Rive de Gier est très heureuse d'être jumelée avec la ville. È tanto felice di essere invitato del sindaco di Bivona, Milko, e la città di Rive de Gier è gemellata con Bivona e con tutti i 5 comuni che sono San Biagio, Cenciana, Alessandria e Santo Stefano Cusquino. Il suo commento sulla pesca, le piace, l'ha assaggiata, è buona, l'ha bevuta col vino? J'ai goûté la pêche de Bivona. L'ha assaggiato quando è arrivato a Bivona, la prima cosa che ha fatto è assaggiare la pesca di Bivona e la trova gustosa, la trova con la pulpa bella ferma, e pensa che se la deve portare in Francia un po' di pesche. Ecco, che ricordo servirà di Bivona verso anche i suoi concittadini? Je vais ramener de très beaux souvenirs de Bivonne, parce qu'ici on est... La prima cosa che farà quando arriverà in Francia dirà a tutti i cittadini di Rive di Gier che la Sicilia è bella e che possono venire tutti a venire a gustare la pesca di Bivona e passare le ferie in Sicilia. Okay, grazie.
È un grande piacere, do il benvenuto pure a voi a questa 37esima sagra della pesca. Questo evento celebra le nostre tradizioni culinari e culturali e valorizza i nostri prodotti tipici come la famosa pesca. Io ringrazio tutta la comunità, ringrazio le istituzioni e ringrazio pure le associazioni locali per l'impegno e la dedizione che hanno avuto nell'organizzare questa festa. Inoltre invito tutti a partecipare e a scoprire i nostri sapori e a vivere insieme questi momenti di festa. Auguro a tutti una buona sagra di gioia e di convivialità. Al banco degustazione della 37esima pesca di Bivona oggi si sta gustando cosa? La pesca col vino. Ci stiamo occupando appunto di far degustare il prodotto con vino rosso, vino bianco oppure anche senza vino, quindi con acqua e limone semplicemente. Che gradimento sta riscuotendo? È abbastanza, il vino oltretutto è locale, è bivonese, quindi anche lì è un prodotto insomma, di Bivona stesso, quindi sarà sicuramente apprezzato anche questo, un valore aggiunto. Quindi senza nessuna aggiunta, solo vino e pesca? Esatto, sì, solo vino e pesca, così si può degustare in maniera naturalissima. Questa sera siamo qua alla 37esima sagra della pesca a Bivona. Stiamo preparando una sangria di vino bianco con delle pesche, risotto con gambero rosa di sciacca e pesca e per concludere una panna cotta con gelatina alle pesche. Quindi la pesca viene valorizzata al massimo anche con altre pietanze, immagino? Sì, effettivamente la pesca questa sera e domani è la regina proprio della festa, quindi valorizzazione al massimo. Una ricetta particolare? La ricetta che abbiamo preparato qua oggi abbiamo voluto valorizzare anche il gambero rosa di sciacca, visto che anche cittadina diciamo limitrofa, valorizziamo anche i territori della zona. Lei è un produttore, ecco, ci parli di questa sua esperienza e dell'attività relativa appunto alla pesca di Bivona? Sì, allora io sono Paolo Parlapiano, la nostra azienda è la Parlapiano Sicilia. Noi commercializziamo la pesca Bivona IGP presso i maggiori gruppi dei supermercati a livello nazionale. Per noi la pesca Bivona IGP rappresenta veramente un morso di storia, è la storia di Parlapiano. La nostra azienda è presente da diverse generazioni nel settore dell'ortofrutta. Io ricordo che già da bambino mio papà gestiva uno stand presso il mercato ortofrutticolo di Ribera, limitrofo a Bivona, e già si vendeva tanto di questo prodotto, soprattutto a livello regionale, quindi venivano dei commercianti locali ad acquistare il prodotto. Oggi il mercato si è evoluto, l'azienda è specializzata nella fornitura dei gruppi più noti dei supermercati italiani. Abbiamo inserito questo prestigioso frutto, la pesca Bivona IGP, presso il reparto ortofrutta, quindi delle maggiori catene a livello nazionale. Abbiamo riscosso tanto successo anche perché è veramente un prodotto unico, dalle caratteristiche organolettiche uniche al mondo. Contraddistingue questa pesca la dolcezza, ma soprattutto il profumo inebriante e persistente, che è diverso da qualsiasi altra pesca concorrente, da qualsiasi altra pesca che si produca in altre areali di produzione. Siamo con il sindaco di Alessandria della Rocca, ecco, vogliamo anticipare qualcosa relativamente alla festa che si terrà proprio il 21 agosto e il 22 ad Alessandria della Rocca. Benissimo, diciamo che questa è la prima edizione che si fa ad Alessandria della Rocca, era una programmazione già in essere e ci sono varie associazioni coinvolte per la riuscita dell'evento, è il ritorno alle radici e ricade proprio nel periodo della festa della Madonna, che è l'ultima domenica di agosto. Noi invitiamo quindi a chi ci sta ascoltando, eventualmente a fare anche passaparola, a venire a visitare Alessandria della Rocca, perché tra l'altro è un periodo molto importante questo, perché ci sarà la festa del padrone, che è la festa della Madonna, una festa molto conosciuta. Per quanto riguarda invece l'evento del 21, siamo alla prima esperienza, speriamo di non fare brutta figura, insomma, e cercare magari di riproporlo con esperienza l'anno successivo. È una festa importante perché purtroppo tutti questi paesi, Alessandria, anche l'Interland, ci sono molti immigrati e il senso è proprio questo, di dare senso alle persone che sono andate fuori e andare alla ricerca delle radici. Quindi il mio auspicio è quello di
di avere anche non solo ospiti che magari non sono alessandrini, ma soprattutto chi è stato costretto nel passato ad andare fuori proprio alla ricerca di lavoro. Anche perché ci sarà una valorizzazione dei prodotti tipici alessandrini che sono parecchi. Sì, i prodotti tipici alessandrini già abbiamo avuto nella scorsa edizione con la visita del prefetto di esporli e anche cercare di promuovere quello che il territorio ci offre, prodotti genuini, prodotti che hanno creato anche una certa economia e che soprattutto Alessandria mirerà su questo tipo di economia che è quella agricola. L'agricola ha una congiuntura, dico io, negativa, legata anche alle situazioni climatiche e agli eventi climatici, poi è un prodotto, in particolare le olive, che trovano una concorrenza spietata anche con i prodotti che arrivano dal Nord Africa. Noi sappiamo benissimo che il costo del lavoro che c'è nei paesi del Nord Africa è molto, dico io, è meno costoso, inferiore, quindi dobbiamo competere con il clima, dobbiamo competere con le leggi che consentono un'entrata indiscriminata di questi prodotti e il nostro prodotto purtroppo non trova competitività non per la qualità ma proprio perché si trova prodotto più a basso costo. Quindi per frenare anche le migrazioni io penso che ci vorrebbero delle leggi a livello nazionale che volgano in altri aspetti, non penalizzare i paesi più poveri, però la realtà vera è che ora noi ci stiamo impoverendo rispetto ai paesi che erano prima più poveri di quelli nostri. Bene, diamo appuntamento allora al 21 e al 22. Al 21 e al 22, ma la festa vera e propria si svolgerà il 21, poi ci sarà successivamente la festa della Madonna. Quindi quando esattamente? L'ultima domenica d'agosto, anche se la festa si protrae fino al lunedì, quindi diciamo che sarà un periodo ricco di eventi. Linea alla regia per la pubblicità. Passaggio di campana dell'Eoclub Agrigento Osse a Anthony Dalli Cardillo, subentra il neopresidente Francesco Bonfiglio. Servizio. Presso il resort Scala dei Turchi si è svolta la cerimonia del passaggio della campana dell'Eoclub Agrigento Oste. La forza della cooperazione sarà la fonte ispiratrice dell'anno sociale, il quale richiederà un impegno per l'Eoclub Agrigento Oste in continuità con l'operato svolto dalla presidenza di Anthony Dalli Cardillo. È necessario rispondere adeguatamente alle sfide che la società agrigentina si porrà. In primis l'evento della Agrigento Capitale della Cultura. L'armonia e la voglia di impegnarsi per la collettività consentiranno il raggiungimento di obiettivi ambiziosi. Queste le parole del nuovo presidente Francesco Bonfiglio. Una serata particolare che inaugura l'anno sociale 24-25 che si è svolta alla presenza delle autorità Leo e Lions di massima rilevanza, tra cui il presidente di multidistretto Leo 108 Mattia Lattanzi, quello distrettuale 108 YB, segretario del multidistretto Leo Domenico Lavita, il presidente Agrigento Nos Nenzi Arena, il chairperson Gabriele Micichè, il segretario del distretto Alessandro Giuffrida, il delegato dell'area operativa Calogero Spallino, il presidente di zona 26 Pira, il Leo Addivisor Emanuele Gionfridio, il tesoriere del distretto Leo Sicilia Giuseppe Pisa, il cerimoniere del distretto Leo 108 Claudia Ferrigno, il vice segretario del distretto Sicilia Marta Castelli, il presidente della 10ª circoscrizione Iannicelli, il presidente del Lions Valle dei Templi Gaetano Salemi. Il sostegno e il confronto con i Lions rimangono fermi, costanti e con un'innovazione di spirito in progressiva crescita che la presidente Arena non esita a sottolineare, garantendo auspicandosi un anno fruttifero di service. Invero non è passata inosservata la presenza del presidente del multidistretto Mattia Lattanzi, il quale ha sottolineato la collocazione strategica di Agrigento nel contesto nazionale. Necessita un occhio di riguardo. A dimostrazione di ciò, il presidente del distretto Leo Domenico Levita annuncia l'organizzazione del Leo Day che si terrà proprio ad Agrigento il 1° giugno del prossimo anno. Viene altresì presentato il direttivo del club, cui fanno parte, oltre al presidente
Endoni Delli Cardillo, il past presidente Tullio Sardo, vicepresidente Marta Castelli, segretario Angelo Bruna, vice segretario Simona Capraro, tesoriera Marat, revisore dei conti Claudio Cimino, consigliere Sofia Gallo e consigliere Beatrice Neosocia e cerimoniere. E si svolgerà stasera al Teatro Costa Bianca di Realmonte lo spettacolo teatrale Anime, tratto da Anime che si chiamano di Antonella Monreale. L'iniziativa è organizzata dal Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presidente Gaetano Salemi, e avrà come scopo quello della beneficenza verso la fondazione del Lions Club Intervention. Sarà presentato dalla nostra collega Margherita Trupiano. Doppio test convincente per l'Akragas che si aggiudica il triangolare con vittoria. E il Serra di Falco, i biancazzurri hanno giocato bene, mostrando ampi margini di miglioramento in ogni reparto. La squadra di mister Lillo Bonfatto ha superato per 3-1 e vittoria grazie a una strepitosa doppietta di Nicolò Palazzolo e alla rete di Rechichi con un gran colpo di testa. Il test match con il Serra di Falco è terminato 3-0. Le interviste. Mister Lillo Bonfatto, altri 2 test convincenti per l'Akragas che supera in amichevole sia il Vittoria in eccellenza che il Serra di Falco in promozione. Sì, altri 2 test importanti, impegnativi, contro 2 squadre ben organizzate. Ho visto una leggera crescita ancora rispetto all'ultima partita. Dobbiamo ancora lavorare tanto, però siamo contenti su questa cosa. Cosa non ti convince ancora? Che alle volte ovviamente non possiamo tenere sempre il ritmo alto, alle volte dobbiamo essere bravi a sapere quando alzare il ritmo, quando abbassarlo. Su questa cosa dobbiamo lavorare tanto. Parliamo adesso invece dei lati, tanti lati positivi dell'Akragas. Sì, ci sono tanti lati positivi, diciamo che quello che stiamo lavorando i ragazzi lo stanno percependo bene. Io sono contento del gruppo che ho a disposizione perché alla fine, lo ripeto sempre, è un gruppo sempre concentrato nel lavoro e non si risparmia niente. Quindi ripeto, siamo contenti, però ancora dobbiamo lavorare tanto, dobbiamo stare sempre con la testa qua, dobbiamo essere una squadra, ecco, una nota negativa, diciamo tra virgolette, che alle volte ci specchiamo. Quello a me non piace, io voglio una squadra concreta e spero che i ragazzi capiscano questa cosa che voglio dire. Un primo consuntivo del ritiro precampionato? No, positivo. Stiamo facendo un ottimo lavoro, lo staff sta lavorando bene e fino ad oggi facendo gli scongiuri abbiamo avuto pochissime problematiche, quindi diciamo che i ragazzi stanno rispondendo benissimo. Conosciamo il calendario dell'Akragas, ti chiedo un commento, cosa ne pensi di questo inizio fuori casa contro il Locri, poi arriverà il Pompei neopromosso all'Essenete e poi il derby con il Favara. Sì, vabbè, si sapeva già innanzitutto che il girone è un girone complicato e difficile, quindi ogni domenica ci sono dei derby, ma ci sono delle partite molto complicate, molto difficili. Quindi o le affronti prima o le affronti dopo, prima o poi le dobbiamo affrontare tutte. Però noi dobbiamo avere sempre quella determinazione, quella voglia che non deve mai mancare. Poi le qualità i ragazzi ce l'hanno, quindi non sono io a scoprirle. E dobbiamo solo lavorare ancora di più, perché non basta mai. Dobbiamo solo conoscere la parola umiltà, quindi dentro il campo dobbiamo dare l'anima. Soddisfatto della rosa o manca ancora qualcosa a quest'Akragas? Guarda, io di mercato non me ne occupo, se ne occupa il direttore insieme alla società, quindi sono contento della rosa a disposizione. Ovviamente il mercato è sempre aperto, quindi il direttore sa il fatto suo, quindi siamo qui. Direttore, altri 2 test convincenti per l'Akragas oggi contro il Vittoria che merita in eccellenza, il Serra di Falco che merita in promozione. Quali indicazioni hai tratto da questi test match? Ma le indicazioni sono positive, io non guardo mai il risultato. Diciamo che contro il Vittoria abbiamo incontrato una squadra costruita per fare un campionato di vertice in eccellenza. La squadra fisicamente sta crescendo. Anche l'intesa tra i reparti inizia a vedersi, perciò diciamo che siamo soddisfatti per il livello che stiamo raggiungendo piano piano. Sia i senior ma anche gli under si stanno ben comportando?
Sì, gli under, come ti dicevo nella intervista precedente, stanno crescendo giorno dopo giorno, perciò non dico che possiamo stare tranquilli, ma diciamo che abbiamo degli ottimi elementi. Conosciamo il calendario dell'Akragas, la prima sarà in trasferta contro il Locri, poi arriverà il Pompei all'Essenete e poi il derby in trasferta contro il Favara. Dammi un giudizio sul calendario dell'Akragas. Ma guarda, si deve iniziare, una vale l'altra, però diciamo che abbiamo un inizio schioppettante perché andiamo al Locri che quest'anno ha fatto una buona compagine, hanno costruito una buona compagine, non è il Locri dell'anno scorso, poi viene il Pompei che è una delle pretendenti alla vittoria finale. E poi andiamo dai cugini di Favara per questo bel derby che ritorna in Serie D dopo tantissimi anni, perciò ripeto, un calendario, una gara vale l'altra, bisogna iniziare, però siamo soddisfatti. Ma prima c'è la Coppa Italia, il 1° settembre qui all'Essaneto si inizia con il Licata, una partita che si presenta da sola. Sì, dai, bello, una bella partita per entrambe le squadre, per entrambe le tifoserie, sono convinto che sarà una festa di sport, poi il campo decreterà il risultato, perciò ci stiamo preparando anche per questa gara. Non possiamo non parlare di mercato, va bene così in casa Akragas oppure ci sarà qualche operazione? No, ripeto, il mercato è aperto, ci guardiamo attorno, le chiamate arrivano, stiamo valutando bene con lo staff tecnico se dobbiamo intervenire oppure no. E sempre per lo sport vediamo un approfondimento del collega Carmelo Lentini. Si è conclusa la prima parte della preparazione dell'Akragas in vista della prossima stagione agonistica che inizierà il prossimo 1° settembre con la sfida interna di Coppa Italia contro i cugini del Licata allo stadio Esseneto. Adesso un altro paio di giorni di lavoro iniziati domenica pomeriggio e poi lo stop di Ferragosto col ritorno in sede per la seconda parte del ritiro per affrontare una preparazione meno pesante basata sulla velocità e sull'applicazione degli schemi scelti appositamente dal tecnico Lillo Bonfatto. Nel mentre in vista dei prossimi impegni stagionali sia di Coppa che di campionato, l'Akragas si è cimentato in un interessante triangolare che ha coinvolto il Vittoria, squadra d'eccellenza, e il Serra di Falco, compagine che militerà nel campionato di promozione. Sotto una forte calura e con un discreto numero di spettatori sugli spalti del vetusto stadio Esseneto, la compagine dei Templi ha vinto i rispettivi confronti per 3-1 con il Vittoria, con doppietta di Palazzolo e Rechichi, e poi 3-0 al Serra di Falco con realizzazione di Galiano, Lofaso e Riggio. Domenica pomeriggio la squadra è ritornata in campo per allenarsi e lo farà sino alla vigilia di Ferragosto, poi osserverà un paio di giorni di riposo e quindi ci sarà la ripresa per completare la seconda parte della preparazione. Nel frattempo il club ha ufficializzato il tesseramento dell'esterno d'attacco Mattia Galiano del 2006 in arrivo dal settore giovanile da Perugia e del giovane difensore classe 2006 Leonardo Maimone dal Messina ma cresciuto nel settore giovanile del Catania. Il mercato in entrata è ancora aperto, non è da escludere la definizione a breve di un'altra operazione con un giocatore senior. Infine il Città di Canicattì e anche l'Akragas Futsal sono state ripescate nel prossimo campionato di calcio a 5 maschile di Serie C1, in un girone che comprenderanno 14 squadre. Importante novità nell'organigramma dell'Akragas Calcio, il noto avvocato di Canicattì, Rino Lo Giudice, è stato nominato dirigente delegato e brand manager del club biancazzurro. Lo Giudice avrà il compito di sviluppare e far crescere il marchio Akragas, lavorando alla creazione e all'implementazione di una strategia di brand che possa consolidare e ampliare la presenza del club sul mercato.
Passiamo ora sempre allo sport calcio a Favara, allenamento congiunto della Castrum Favara con il Gemini, squadra che milita nel campionato di promozione, sabato scorso allo stadio Broccoleri di Favara, una partitella che è servita a testare la preparazione in vista dell'imminente avvio del campionato nazionale di Serie D. L'incontro è terminato per 4-0 per i padroni di casa, c'era per noi Giuseppe Moscato. Continua la preparazione del Castrum Favara di mister Pietro Infantino in vista della prima gara ufficiale, ovvero il primo turno di Coppa Italia in programma l'1 settembre, ma soprattutto in previsione dell'inizio del campionato nazionale dilettanti di Serie D domenica 8 settembre. Sabato scorso l'allenamento congiunto con partitella allo stadio Broccoleri contro il Gemini, squadra che milita nel campionato di promozione. Nonostante i carichi di lavoro della mattinata si sono visti notevoli progressi rispetto al test della settimana prima con il Camarat. Per la cronaca l'allenamento è finito 4-0 per i favaresi. Gol tutti nel primo tempo. In rete sono andati Cannino Camilleri e doppietta di Baglione. Per l'occasione ha indossato la maglia giallo-blu Alex Romero, 29 anni, argentino, estroso giocatore offensivo ambidestro, l'ultimo arrivato in casa Castrum Favara. Ma sentiamo il mister. Giorno dopo giorno la squadra va assimilando le idee del tecnico, ma credo che al di là della fatica, al di là di tutto quel lavoro che stiamo facendo, credo che c'è grande disponibilità, grande ascolto, siamo sulla buona strada. Credo che la fatica oggi si è sentita, stamattina abbiamo fatto un grandissimo lavoro, però dobbiamo ringraziare il Gemini che ci ha dato la possibilità, un avversario che ci ha messo in difficoltà, e per noi in questo momento trovare un avversario che ci mette in difficoltà per cercare le nostre giocate è importante. In questa settimana che cosa è successo? Ci sono stati dei miglioramenti, nuove disposizioni, nuovi acquisti, nuovi arrivi? No, al di là degli uomini che vanno, che vengono, credo che il gruppo è un gruppo molto motivato, c'è grande entusiasmo, dobbiamo lavorare sotto tanti aspetti, però siamo sulla buona strada. Parlavamo la settimana scorsa di una sicura maggiore incidenza in attacco. Noi dobbiamo, l'ho detto prima, noi dobbiamo trovare l'uomo giusto, non dobbiamo fare un mercato tanto per riempire le caselle, noi dobbiamo cercare l'uomo che ci dia grande apporto in avanti, che ci dà fisicità, che ci dà esperienza, ma non dobbiamo prendere un giocatore tanto per farci contenti, noi dobbiamo prendere un giocatore che ci faccia la differenza, che porta questo gruppo a un miglioramento sotto l'aspetto dell'esperienza e della qualità. In questo allenamento congiunto di questa sera, mister Infantino ha visto qualcosa di particolare? No, credo che ogni giorno si vede sempre qualcosina, credo che il gruppo, te l'ho detto prima, c'è grande ascolto, c'è grande motivazione, hanno sposato in pieno le idee del tecnico, e su questa strada continueremo. Sicuramente c'è tanta strada da fare, però siamo contenti di quello che abbiamo visto oggi. Siamo ai primi giorni, il tempo di conoscere i nuovi compagni, una squadra tutta nuova. Io il mister già lo conosco perché l'ho avuto a San Cataldo, quindi già so bene o male quali sono le sue idee, la sua mentalità, però devo dire che dopo 15 giorni di lavori continui, doppie sedute continue, penso che la squadra già sta prendendo una sua identità e i meccanismi piano piano si stanno assemblando. Dalla tribuna ti vediamo come un uomo di punta di questa squadra. Vabbè, diciamo sono uno dei più esperti insieme ad altri ragazzi, quindi cerco di dare dei consigli e cercare di far capire quello che sarà il campionato di Serie D. E a proposito, che campionato sarà? Già è uscito il calendario, insomma si parte veramente a sprombattuto? Sì, sarà un campionato duro e noi dobbiamo assolutamente farci trovare pronti per quella che sarà già la prima di campionato l'8 settembre. All'allenamento hanno assistito numerosi tifosi, molti dei quali hanno già acquistato l'abbonamento per non trovarsi impreparati con l'inizio del campionato. Il Castrum Favara debutterà in casa con la matricola N,
proprio l'8 settembre. Seconda gara in trasferta ad Acireale e quindi subito il doppio super derby agrigentino. Prima l'Acaragas in casa e a seguire la trasferta a Licata. Sarà un inizio davvero scoppiettante, un appuntamento al quale mister Infantino non vuole certo arrivare impreparato. Ci sarà derby ogni domenica, credo che partiamo forte, credo che il calendario ci dà sempre la possibilità di affrontare avversari difficili, però come ho detto ai tuoi colleghi credo che noi dobbiamo lavorare su noi stessi, avere una mentalità propositiva, aggressiva, compatta, una squadra compatta e sicuramente se noi ci prepariamo bene l'avversario è meno forte di quello che si dice. Come sarà questa settimana di Ferragosto? C'è ancora tanto lavoro, ci sono ancora i doppi fino al 13, il 14 mattina e poi riprendiamo il 17. Credo che 2 o 3 giorni li meritiamo tutti perché non ci siamo mai fermati, abbiamo fatto solo una mezza giornata di riposo e credo che anche il gruppo, anche il fisico ha bisogno anche del recupero per ripartire il 17 con un altro tipo di lavoro. Abbiamo fatto dei lavori soprattutto sulla potenza aerobica, sulla forza massimale. Dopo il 17 accorceremo i lavori, faremo più sulla rapidità e sull'agilità e ci prepareremo per l'inizio di campionato che sarà l'1. Credo che ci sarà l'opportunità di fare la Coppa Italia e poi l'8 affronteremo l'Enna in un modo già con un passo diverso da quello che si è visto oggi. E questo è tutto per il nostro appuntamento odierno del TV Notizie. Vi ricordiamo che i programmi si possono vedere in streaming sul sito www.televideagrigento.tv, sul canale nazionale che copre tutta l'Italia, digitale terrestre 268 per chi ha le Smart TV, e il link sarà pubblicato ovviamente più tardi nel nostro canale YouTube. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.